C'è stato come un lampo lì, proprio in mezzo al cielo, che era blu cobalto, liscio, liscio senza un pelo. La città sotto era un presepio, le luci del tramonto, la scia di un aereo facevano più bello il mondo. Nello sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovari, poi altri tipi misti. Contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao, ciao. È la colpa di non so di chi, è la colpa di non so di chi. Ciao, ciao. È la colpa di non so di chi, è la colpa di non so di chi. La spiaggia di Riccione, milioni di persone, le pance sotto il sole, il gelato e l'ombrellone. Abbronzati, non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a Viserba. Ciao, ciao. È la colpa di non so di chi, è la colpa di non so di chi. Ciao, ciao. È la colpa di non so di chi, è la colpa di non so di chi. Ciao. Buonasera, 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 grazie, grazie a Eugenio Darie, giovanissimo cantautore. Lui ha aperto questa serata con questa canzone Ciao, e io prima di aprire questa serata dico ciao a Ernesto, Fabian e a sua moglie Bruna. Oggi c'è una bellissima sorpresa. Festeggiamo un bellissimo anniversario, 51 anni di matrimonio di Ernesto e Bruna Fabian. Eccoli qua. Ciao Bruna. Ciao Bea. Ciao Ernesto. Ciao cara. E questi sono i suoi nipoti? Daniele, Alessia. È una storia d'amore bellissima. Quanti figli, Bruna? 5 Maschi. maschi. Quanto hai lavorato nella tua vita? Tanto. Non sai cosa vuol dire col tuo sposo? No. Uscire a mangiare una pizza insieme voi due? Le faccio io a casa. E tu Ernesto, cosa vuoi dire a questa sposa? Ma dico che stava brava. Cosa Parla sempre bene. devo dire? Che stava brava e che lavorava per 3, non per 1, per 3. Venite sposi con la Mirella, che c'è un pensiero per voi. Questa è per tutti voi due. Ecco, da parte di Rete Veneta, della grande famiglia di Rete Veneta. Ecco qua. E adesso non potevamo dimenticarci di Ernesto, e questa è per te Ernesto. 5 figli, io li ho conosciuti bravissimi ragazzi, coi veri valori della vita. Come hai fatto a tirarli su così bene, così bravi, così laboriosi? Con tanta buona volontà da insegnare, educazione e tutto quanto. Sono contento insomma, di avere due genitori così, che hanno dato tanti valori buoni. Sempre da lavorare qua, questo è il problema principale. Lavoro sempre, penso solo di lavorare e basta. Tanti auguri dell'anniversario. 51 anni di matrimonio, risposeresti Bruna? Ma dico proprio di sì. Grazie, meritate. Grazie a Rete Veneta. Che si è disturbata troppo. Perché queste sono le nostre famiglie venete. Permettetemi veramente di dare questo saluto a questa roccia di uomo che in 2 giorni se n'è andato. Ecco, per me è un dolore enorme. Presentiamo gli ospiti. Ciao Ernesto, ciao Bruna. Allora, vicino a me il sindaco di Noventa di Piave, Alessandro Bisato. Grazie sindaco di essere qui presente. Noventa Padovana però. Noventa Padovana, sono un po' emozionata. No, sicuri ci mancherebbe. Nicola Biasiolo, Buonasera. trattato, sentirete che problemi.
Alla mia sinistra Deborah Gari, rappresentante del coordinamento genitori di vari istituti, e vicino a lei suo figlio Francesco Lunardi. Salve, buonasera, buonasera. Io partirei subito però con una cosa importante che è successa a Noventa Padovana, per capire perché questa sera abbiamo il sindaco Alessandro Bisato qui con noi. Partiamo col primo servizio. Ciao grande famiglia, siamo a Noventa Padovana e precisamente a Villa Valmarana, perché questa mattina c'è un'importante conferenza stampa che riguarda la presentazione dell'esperienza di sostegno dell'emergenza abitativa. Il sindaco Alessandro Bisato ci ha invitato e allora andiamo a vedere questo alloggio che verrà assegnata per non avere uno sfratto e far respirare questa famiglia. Entriamo. Siamo con il sindaco Alessandro Bisato. Perché questa iniziativa? Quanta emergenza abitativa c'è, sindaco? L'emergenza abitativa, come in tutti i comuni, è sentita. Nel caso specifico siamo riusciti a risolvere 2 casi di nuclei familiari molto numerosi, con in un caso 3 minori e in un altro 4 minori a carico, che praticamente non riuscivano più, in un caso a pagare il mutuo, nell'altro l'affitto, sarebbero stati sfrattati di lì a qualche settimana. In accordo con Fondazione La Casa, che è un ente pubblico partecipato anche da enti locali, dalla Camera di Commercio, Fondazione La Casa riacquista il bene, ce l'ha in proprietà fino a un eventuale riscatto. L'inquilino, che a quel punto non perde la casa, non viene spiantato e soprattutto nel caso specifico non si vede eventualmente allontanati i minori, che sarebbero stati a carico dell'ente comune, quindi con una spesa esorbitante, altissima. In questo caso quindi continua a pagare una piccola parte di affitto mensile e un'altra piccola parte va in conto riscatto, in modo che negli anni che serviranno, senza gravare con interessi, si riacquisterà la casa. Finalmente, sindaco, mi scusi se glielo dico, ma ci si muove, perché questi sfratti esecutivi stavano distruggendo queste famiglie. Questo è vero, siamo molto contenti, abbiamo risolto 2 casi, è chiaro che è una goccia nell'oceano delle difficoltà e dei bisogni, ma lanciamo soprattutto un'indicazione, perché se dovesse essere costituito un fondo, che ne so, partecipato anche da qualche fondazione bancaria, si potrebbe generare un effetto a giro, perché potrebbe dare la possibilità di intervenire anche in moltissimi altri casi, non solo del Comune di Noventa, chiaramente, che è una piccola esperienza, ma in generale. Allora possiamo dire, sindaco, copiateci? Se volete, proviamo a fare sistema tutti assieme e magari da una piccola idea potrebbe nascere un'idea un po' più corposa e sostanziosa per andare incontro alle necessità dei più deboli. Bene, entriamo allora, sindaco. Grazie. Sindaco, allora, cosa ci può dire ulteriormente di questa? Poi sentiremo anche la conferenza stampa, ma da cosa è nata questa idea? Noi ci siamo di fatto trovati di fronte a una realtà che aveva accesso ai servizi sociali, mancava qualche mese allora, perché il primo caso è stato risolto a metà dell'anno scorso, il secondo nei giorni in cui abbiamo fatto la conferenza stampa. C'è un'interlocuzione con i servizi sociali, con l'assistente sociale, e si capisce che questa famiglia non ha più la possibilità, parlo del primo caso, di ripagarsi il mutuo, anzi la casa è andata all'asta. È andata all'asta, allora l'ente locale non può mettere soldi per acquistare il bene. Ci guardiamo intorno, pensiamo come fare, soprattutto perché dovete sapere, devono sapere i telespettatori, come ho detto nel servizio, quando c'è uno sfratto, quando ci sono dei minori che rischiano di rimanere all'addiaccio, cioè non sanno dove dormire, sono in carico all'ente locale, magari nel tempo medio, breve, chiaro, non per sempre, ma finché non si trova una nuova soluzione. Sappiate che un minore in qualsiasi struttura, ma non perché ne facciamo una colpa alla struttura, ma perché questo è il dato di fatto, costa diciamo 100 euro al giorno. O comunque cifre che messe assieme per 3 minori più la mamma significano un bel importo in termini economici per l'ente, e comunque con un intervento che è estremamente, essenzialmente assistenzialistico, perché non si produce un qualcosa che lasci intravedere la luce in fondo al tunnel, è momentaneo, è temporaneo, si tampona una falla in un tubo che però perde sempre acqua.
attraverso così una relazione interpersonale con il direttore di Fondazione La Casa, che è un ente, io impropriamente prima ho detto pubblico, è un ente di diritto privato partecipato però da enti locali, dalla Camera di Commercio, dalla Fondazione Casse di Risparmio, cioè da enti pubblici, però è di diritto privato. Proviamo a parlarci e viene fuori questa idea che sostanzialmente mi verrebbe da dire è un po' l'uovo di Colombo. Perciò pubblico-privato funziona? Si parlano almeno e provano a mettere in campo una soluzione. La esemplifico e la faccio veloce. Noi siamo diventati soci per 10.000 euro nel primo intervento e ulteriormente soci per altri 10.000 euro nel secondo. Quindi mettiamo a disposizione subito un po' di risorse diventando soci di Fondazione La Casa. Loro hanno quindi una dotazione economica finanziaria iniziale, poi si procacciano l'ulteriore cifra che serve per riacquistare quegli appartamenti, che è chiaro, stiamo parlando di cifre che sono in relazione al valore di quegli appartamenti, certo non stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro, ma di decine di migliaia di euro, cosa che però non sarebbero stati in grado di far fronte come famiglia. La Fondazione riacquista il bene, ne diventa proprietaria fino a un eventuale riscatto da parte di questa famiglia che a quel punto non cambia i propri usi e consumi, cioè non deve spostarsi di qualche chilometro o di qualche decina di chilometri, non vede i propri figli non andare più a scuola nel plesso in cui andavano a scuola. Loro però si devono impegnare, ecco qua la terza gamba del sistema, anche la famiglia deve metterci del proprio. Sostenere questo progetto. Deve impegnarsi a sborsare una cifra mensile che è paragonata alla propria capacità di reddito. Nel caso specifico con Fondazione La Casa è stato ritenuto che la cifra fosse di circa 300 euro al mese, di questi 150 sono in conto affitto, perché è chiaro che ci sono delle spese da ripagare, e 150 euro sono in conto riscatto. Sommati 150 di 150 in 150 in un anno per 10 anni, per stimiamo 20-25 anni, ma potrebbe diventare una cifra anche maggiore, cioè se la famiglia ritiene a un certo punto che può far fronte a 450, i 150 saranno sempre in conto affitto, gli ulteriori 300 diventeranno in conto riscatto, negli anni che servono per far fronte al riacquisto, e poi loro sanno che alla fine quella diventerà la loro casa, che non ci sarà una banca che andrà a riprendersela. Ultima considerazione, poi mi taccio perché so che rischio di parlare troppo. Anche fosse... L'ha detto lei e sindaco, io non ho parlato. Ma so di aver questo difetto, ma era per spiegare anche. Se anche fosse che non riescono a far fronte ai 300 euro e dovesse sopperire l'ente, anche solo con un rapporto economico tra quello che sarebbe costato un'assistenza per qualche mese e il nostro intervento sui 300 euro mensili, c'è una differenza abissale. Non a fondo perduto, ma bensì per riscattare io questo so immobile. Che almeno sto contribuendo in piccola parte al riacquisto. Ultima segnalazione finale, perché so che questo può ingenerare un effetto. C'è stato qualche altro cittadino che dice: ma come mai siete intervenuti con quella famiglia e non con altre? È chiaro che abbiamo preso i due casi più significativi, quelli che avevano lo sfratto di lì a qualche giorno, in cui c'erano tre in un caso e 4 in un altro nucleo familiare, minori a carico, minori da scuola primaria, da eventualmente al massimo medie, cioè era nostro obbligo intervenire. Certo. Però, ed è qua chiudo, se la cosa potesse avere, come dire, un effetto domino, perché c'è un fondo di dotazione iniziale che a quel punto poi riesce a far generare nuovi interventi, avremmo scoperto l'uovo di Colombo senza inventare nulla. Allora, Nicola Biasiolo, sentendo questa importante iniziativa del sindaco Bisato di Noventa Padovana, cosa vuole dire? Cosa è successo invece a lei? Niente, io ho uno sfratto esecutivo il 19 di febbraio, vengo buttato fuori dalla mia casa dove abita la mia famiglia da più di 100 anni. E dove abita? A Rio di Ponte San Nicolò. E ho trovato documenti dal 1919, tenendo conto che c'è stata anche la guerra 15-18 e anche la seconda, poi già trovare quei documenti è stato difficoltoso. So che ho avuto uno zio che è nato nel 1912 in quella casa, mai avuto un sollecito di pagamento, mai uno sfatto, niente. Di chi è questa casa? La casa era di mio nonno, però il terreno sottostante è risultato intestato alla curia, ex curia, che adesso è l'Istituto Diocesano a sostentamento del clero,
E io ho fatto domanda di usucapione, perché l'usucapione prevede 20 anni di possesso alla luce del sole, senza usare violenza, in buona fede e come un buon padre di famiglia. Abbiamo costruito la casa, ricostruito la casa, ristrutturata, sempre mantenuta bene, quindi i requisiti io ce li ho. Si fanno forza di documenti, di carte, dove l'architetto che ci aveva fatto il restauro aveva mandato alla curia, noi si è scritto che volevamo acquistare il terreno condotto in affitto, che era un campo di fronte a casa tra l'altro, uso capito anche quello tra l'altro. Io dico che comunque questi documenti non fanno un gran testo perché è una supposizione, cioè io presumo che i miei avi siano arrivati anche là, in affitto non lo so, ma con le guerre... Non c'è nessun contratto praticamente? No, loro dicono che c'è un contratto verbale, però... Sindaco, cosa sente di dire rispetto a questa... Cioè, perché veramente qua viene da... Cioè, io ho la casa da una vita, perché sono generazioni che abito là, tasse, tutto. Nessuno si fa mai sentire, all'improvviso arriva uno sfratto, cioè è normale, ma solo in Italia succede. Cioè io non so cosa ci manca qua nel Veneto, perché dopo dall'Emilia in giù, vabbè, si sa come va, ma qui da noi, che sono sempre ligi, questo, una vita che abita con tutta la sua famiglia da generazioni, mai pagato le tasse, però mai nessuno si è fatto sentire, poi arriva sfratto. Secondo lei? Cioè io il caso specifico non lo conosco. Vabbè, ma visto che l'ha sentito, l'ha preso in questi minuti. Poi verificheremo, ma... Il diritto è fatto della parte scritta e della parte in prassi e consuetudini. Cioè deve esserci qualcuno che lo segua dal punto di vista legale, perché la cosa obiettivamente intricata non è un caso che succede tutti i giorni. Adesso il contratto verbale, ahimè, mi sento di dire che in qualche misura esiste, però deve esserci una forma che lo ratifica, che lo rende certo, però io, attenzione, non ho elementi per no, entrare... ma essendo sindaco, e siccome che avete le mani in pasta su queste cose, forse ne capite... Sì, però tuttologi no, No, nel senso che non riusciamo a diventare perlomeno chi dice che è un tuttologo, io sì. Però qualcosina lo sapete, che dopo ogni problema, giustamente, bisogna valutarlo e vedere veramente com'è, però cosa... Credo, diciamo, che se uno fa un contratto c'è anche un ufficio del registro dove viene registrato il contratto. Esatto. E se io sono in possesso di una cosa che do in affitto a chiunque e non mi paga, mando un sollecito di pagamento. Sì. Se non me ne frega la abbandono. Dopo un tot di anni penso di aver perso anche i diritti. L'usucapione non l'ho inventato io. Ma lei con chi si confronterà adesso? A parte che avrà un legale, un qualcuno che la difende, ma con chi è il suo referente? Allora, io so, il mio avvocato ha detto che il 19 di febbraio arriverà lì l'ufficiale giudiziario con tanto di carabinieri, fabbro nell'eventualità non fossimo noi... Ma scusi, non è il primo avviso? No. È il terzo? No, è definitivo proprio. Ma c'è stato un confronto legale? O Sì, abbiamo fatto... Si è arrivati a questo punto come? Che io il 19 di febbraio o compro la mia casa, o ci vado in affitto o vado via. Guardiamo il prossimo servizio. Quando vuoi. Presidente, importante iniziativa visto il problema di emergenza abitativa che c'è, ma soprattutto non buttare i soldi, ma i soldi vanno a finire questa volta bene perché l'immobile diventa di proprietà. Prego. Certo, a volte le cose semplici sono anche quelle più interessanti da vedere. Questa volta la partecipazione proprio dell'unità di intenti fra il privato, Fondazione La Casa e il pubblico comune ha portato a questo risultato. Ogni volta ne inventiamo una, questa volta con il Comune di Noventa siamo riusciti a mettere in piedi questa iniziativa che risolve dei problemi che per il Comune sarebbero stati molto grossi, per le famiglie non ne parliamo, soprattutto per violenza dei minori, e risolve questo shock sociale che sarebbe accaduto in questo caso. Il problema però finale è il lavoro, bisogna che queste famiglie abbiano un lavoro. Certo, la casa è fondamentale per chi lavora, ma anche il lavoro è fondamentale per chi cerca casa. È ovvio che senza un progetto di vita che si basa sul lavoro, sull'abitazione, sulla scuola, sulla integrazione anche sociale di queste persone non si riesce a fare niente. Un'altra cosa importante che ho sentito è questa assistenza che bisogna dare e controlli a queste famiglie per vedere che l'immobile sia tenuto
molto bene e facciano un percorso educativo. Sì, Fondazione La Casa ormai opera da 20 anni, ma già da più di 30 con le associazioni di volontariato prima, le cooperative, si occupa del disagio abitativo. Abbiamo capito che fondamentale è accompagnare continuamente queste persone, perché non basta dare loro una casa e abbandonarli, bisogna star lì, cercare l'integrazione attraverso proprio una formazione continua e un trasferimento di quelli che possono essere le abitudini, le consuetudini del territorio a queste persone che naturalmente vengono da altre realtà. Nome e cognome, Presidente. Antonio Conte. Presidente della Fondazione La Casa Aulus, che è un presidente che veramente ce la sta mettendo tutta per aiutare queste famiglie in difficoltà, soprattutto se ci sono minori, perciò io penso che sia, per questo l'ho invitata Sindaco, un'iniziativa importantissima, un momento terribile che gli sfratti non li contiamo più, le persone che hanno perso il lavoro neppure, non ci sono soldi per pagare, abbiamo sentito anche dal nostro ospite cosa succede quando arriva questo sfratto. Cosa vuole aggiungere? Niente, che volevo sottolineare che mia moglie con i figli se n'è andata via di casa, cioè questa situazione qua ha portato anche a questo. L'esasperazione. Esatto. Si dividono le famiglie. Sì. Uno sfratto, è vero, ne ho visto di crude e di cotte, guardi, e mi dispiace moltissimo perché distruggere una famiglia non è possibile, ecco, non è possibile perché uno non riesce a pagare un affitto, non riesce a avere più un sostegno per i propri figli, succede il finimondo. Secondo lei, Sindaco, sì, che oltre a essere sindaco, ecco, cosa vuole dire? No, innanzitutto volevo anch'io ritornare sopra e ringraziare nuovamente il Presidente di Fondazione La Casa Antonio Conte e anche il Direttore Maurizio Trabuio. Che doveva essere qua, ma purtroppo l'influenza ha bloccato. Ma veramente perché da una scintilla è nata un'idea, la stiamo percorrendo, l'abbiamo percorsa per 2 casi, quindi ci abbiamo messo ognuno del proprio, ecco, e quindi sono veramente contento. Io ho detto in Consiglio Comunale, tra l'altro con un voto all'unanimità, nel secondo caso quando abbiamo aumentato la nostra quota di partecipazione in Fondazione La Casa, che è uno degli interventi che nei miei 7 anni da sindaco mi rende più orgoglioso. Perché è fuori della codifica normale degli atti da fare, è un'idea nuova. Ripeto, non c'è nulla di trascendentale e qua non ci sono eroi. C'è il tentativo di guardare in faccia la realtà e di capire se le vecchie buone abitudini, le buone prassi possono essere rimesse in campo. Cioè, a me è tornata in mente quella formula del quante famiglie si sono comprate la casa a riscatto. Mi pareva una legge, le case Fanfani, qualcosa del genere. Una volta era la maggioranza. Ogni mese mettevano qualcosa, andavano avanti una vita, però era paragonato alla loro capacità di reddito. Gli enti pubblici facevano anche le case una volta, Sindaco, mi scusi. Gli enti pubblici facevano le case. Cosa che non succede più adesso hanno, parlo degli ATER, aziende territoriali edilizia residenziale, che sono gli ex... prima si chiamavano gli ACP, insomma ogni tanto viene cambiato il nome, nella sostanza sono le case pubbliche, popolari, per chi non riesce ad avere accesso al mercato. GESCAL anche una volta. Perché c'era il versamento di una parte dei contributi GESCAL ogni mese. E questo generava poi la possibilità di far case, che venivano messe appunto a chi non riusciva proprio ad avere una fascia di reddito che era impossibile che potesse acquistarsi la casa. Andiamo a vedere il prossimo servizio che capiamo ancora di più. Prego. Ci sono molte iniziative interessanti nel mondo del volontariato, specialmente qui nel Veneto. Una che mi è piaciuta anni fa è nata da un gruppo di persone guidata dall'amico Trabuio che ha pensato che una persona in difficoltà aveva bisogno di 2 cose più una, cioè aveva bisogno di una casa per stare al coperto, di un lavoro per realizzarsi, per essere indipendente e di una rete di solidarietà che tante volte chi è in difficoltà ha perso, italiani o stranieri che siano. E ha cominciato con la casa a colori, una specie di albergo, poi per stabilizzare la situazione delle persone, per aiutarli, ha inventato altre iniziative assieme ai comuni, facendo questa iniziativa che si chiama La Casa, che è
l'offerta più moderna di abitazioni alternative per persone in difficoltà, dato che ormai la grande epoca delle case popolari è finita, o comunque le fanno, ma le fanno costare a prezzi di mercato, eccetera. Invece l'unico modo per venire incontro in maniera razionale ed economicamente equilibrata è questa iniziativa qua, che invito i comuni a valutare. Come ogni iniziativa ha un sacco di difetti, glieli dico sempre all'amico Trabuio, però è la più grande iniziativa nel Veneto per offrire un'alternativa abitativa a persone in difficoltà. Una volta erano solamente certi ceti marginali o gli stranieri, oggi i casi di famiglie che vengono cacciate di casa per morosità o per altri motivi si moltiplicano, e bisogna dare una risposta anche a questi bisogni, perché una civiltà seria non può permettersi le persone che viaggiano sotto la pioggia, sotto il sole, senza nessuna possibilità. Bisogna dare un'alternativa, e questa è una bella risposta. Speriamo di potervela illustrare oggi o in altre occasioni. Il punto di Leopoldo Bottero molto chiaro, lui se ne intende di queste cose, si capisce, però una cosa veramente che salta agli occhi è che abbiamo bisogno di case. Abbiamo bisogno di case per le emergenze, ce ne sono pochissime date, ce ne sono moltissime di chiuse, Sindaco Bisato, questo non è ammissibile. Questi appartamenti devono essere dati alle famiglie in difficoltà. Io non riesco a capire cosa vuol dire che non sono agibili, nessuno me le fa vedere, tutti mi promettono, però nessuno mi chiama poi a vedere con le telecamere cosa è l'inagibilità, perciò i conti per me non tornano. Nicola, tu sei venuto a Rete Veneta, hai telefonato tante volte alla Mirella dicendo rispondimi. Non è che io non volessi rispondere, ma volevo capire un attimino bene la storia, però chi meglio di te poteva spiegarla? Io non posso spiegare le cose, le vicissitudini che dentro di voi state combattendo anche con queste famiglie distrutte. Perché ti sei rivolto a Rete Veneta, Nicola? Perché qualcuno apre il cuore di questo istituto che rappresenta, a mio vedere, la Chiesa, che si metta una mano nel cuore, perché io non sto rubando niente a nessuno, sto chiedendo quello che è mio, che abbiamo costruito con i sacrifici, i sudori della mia famiglia. Mi è stata chiesta una cifra che attualmente non troverei neanche giusto per ripagarmi la casa, e con quello che mi chiedono non mi danno neanche il garage nel terreno, solo la casa col cortile e l'accesso da parte dei vicini. Cioè, mi sembra quasi che mi facciano quasi un piacere oltre che dovrei pagarli anche, cioè ripagarli, cioè ripagare la mia casa. Non lo trovo giusto, non lo trovo proprio assolutamente giusto. Allora, secondo me, siccome santi in paradiso ne abbiamo bisogno tutti, andiamo dal patrono di San Biagio di Calalta, chissà è il patrono della gola, ma chissà che non veda più in là della gola e che arrivi anche a te. Andiamo a vedere il patrono. Per l'intercessione di San Biagio il Signore ti possa liberare da ogni male e da ogni pericolo. Una formula che si è ripetuta centinaia di volte domenica pomeriggio nella chiesa di San Biagio di Callalta per i tantissimi che hanno partecipato al rito delle candele incrociate, e si capisce come, guardando queste immagini, sia una questione di fede verso valori diversi, certamente più antichi rispetto a quelli diventati la quotidianità in questo terzo millennio. L'uso delle candele benedette nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio, che nello scandire del tempo delle nostre radici rurali è segnato nel giorno della Candelora, risale ad oltre 1600 anni fa, così come la venerazione per questo santo guaritore vissuto molto lontano dalle terre venete, eppure sentito a tal punto da dedicargli un'intera comunità tra il Sile e il Piave. Testimonia una fede e una devozione a San Biagio fin dai primissimi secoli, quindi anche se era un vescovo vissuto nell'attuale Turchia più o meno, nonostante questo in Armenia, nonostante questo il culto di San Biagio si è diffuso subitissimo anche qui. Poi protettore della gola, questo affidamento, questa benedizione che la gente viene a chiedere e tutti la chiedono in massa, proprio, quindi abbiamo oggi migliaia di persone sono passate. Benedizione della gola perché? Perché è attribuita, è legato a quello che è stato il miracolo più importante e conosciuto di San Biagio, cioè il fatto di aver salvato un bambino che la madre ha presentato al vescovo Biagio, dolente, anzi
in pericolo di morte dopo aver ingoiato una lisca di pesce, e questo invece lui l'ha guarito, e da qui è diventato il protettore della gola, quindi tutti vengono per farsi benedire proprio propriamente la gola. Ieri l'unica speranza di fronte alle prove della vita, oggi forse facile abbinamento con la superstizione per chi del materialismo nella modernità ha fatto la sua ragione di vita. Ma a queste posizioni si contrappongono queste persone, sindaco in testa, simbolo del paese intero. Si schierano questi volti, molti dei quali giovani e quindi esempio di futuro e non di passato. Ecco perché oggi più che mai la questione della fede è attuale nelle nostre comunità. La ricerca della fede, un parere mio del tutto personale, secondo me è più forte che mai. In un momento di decadenza di valori, davvero nella fede, e diciamocelo pure solamente la fede, ancora dichiara, proclama, a parole grandi, cubitali potremmo dire, i valori cristiani, che poi sono, attenzione, sempre valori anche umani, come quello dell'amore, della solidarietà, ma anche quello dell'impegno, del rendere straordinaria la tua vita vivendo il tuo quotidiano, cioè dandone un senso compiuto. Ecco allora la presenza degli alpini, simbolo di quel mondo che dà in silenzio, senza nulla chiedere, dei volontari dell'Avis e di tanti altri che nel silenzio della quotidianità compiono piccoli e grandi gesti di sostegno all'altro. Certo, il pane e le arance benedette sono un modo per rendere tangibile la fede, piccole ancore terrene per qualcosa decisamente più grande del sapere umano. Una fede verso l'inspiegabile, ma anche una fede verso gli altri, perché, come narravano i vecchi nel Filò, solo quando devi affrontare la tempesta ti accorgi quanto sia importante il sostegno della tua comunità. Una lezione antica, forse dimenticata da un moderno digitale che rende ognuno sempre più individuale, ma che non saprà mai materializzare la fede di una folla in processione tra le proprie case. E forse è questo il moderno miracolo di San Biagio. È ancora capace di manifestare, rendere noto proprio, anche far vedere alla nostra gente questa coesione di comunità. Attorno al santo ci si ritrova, sia per la festa, per il momento così più ricreativo, la sagra paesana, ma anche per quanto riguarda proprio un aspetto più strettamente spirituale. Attraverso il santo la popolazione, la gente, i fedeli anche esterni alla nostra parrocchia ritrovano una fede forse un po' sepolta, magari un po' così, come dire, dimenticata, ma senza cattiveria ovviamente, e la riscoprono e tornano a viverla, a praticarla. La fede. Adesso mi rivolgo ai ragazzi, perché li abbiamo qua, abbiamo sentito le tradizioni. Francesco Lunardi, cos'è per te la fede, la Chiesa, le tradizioni? Cosa vogliono dire? Per me la fede, Chiesa e tradizioni vengono, tra virgolette, tramandate, sono delle credenze che vengono trasmesse dai genitori, dai nonni soprattutto. E io ho avuto la fortuna di avere entrambi i nonni, sia paterni che materni, molto credenti e legati alla Chiesa, e mi hanno trasmesso molto questa cultura cristiana. Perciò ti ritrovi in quello che dice Don David Berton, questo prete giovane, questo parroco giovane, ma che le ha idee molto chiare anche sui giovani. Cioè per voi è importante la fede, la Chiesa. Quando vi confrontate tra ragazzi, cosa vi dite? Per noi giovani la fede ha una valenza in parte morale per alcuni, per altri però non viene praticamente sentita per nulla, anzi mi sentirei di dire la maggioranza dei nostri ragazzi. Sì. Tende più a idolatrare personaggi pubblici, star, figure pubbliche, televisive, musicali. Il Dio bue più che Mosè. Esatto. E io mi sento di dire questo da ragazzo, e per la maggioranza dei ragazzi. Poi ci sono sempre le eccezioni. Certo. Eugenio, Darie, tu cosa dici? Io sono d'accordo col mio collega, penso che comunque la Chiesa per alcuni può essere un punto d'appoggio anche spirituale, soprattutto nei momenti difficili. Penso
Penso che tanti lo fanno anche e soprattutto perché vengono appoggiati dalla famiglia, dai nonni, come è stato detto. Io personalmente sono ortodosso, visto che vengo dalla Moldavia, e nella mia famiglia la Chiesa ha un ruolo importante. Ma secondo te queste chiese dovrebbero essere più aperte ai giovani, più musica con voi, con le chitarre? Si sente poco il giovane all'interno della chiesa, una volta si sentiva di più, adesso sempre meno, come mai? Sì, sono d'accordo, adesso sempre meno, vediamo questa cosa qui. Secondo me la Chiesa deve essere più aperta ai giovani, però un attimo, perché Sei emozionato? No, un pochino sì, perché no, poca esperienza. Tranquillo, però anche tu credi nella fede, nelle parole divine? Io vengo da una famiglia religiosa, comunque credo anch'io nella fede e penso sia importante, e penso che i giovani di oggi dovrebbero comunque almeno provare ad andare in chiesa, a vedere insomma cos'è poi. A provare, hai detto una cosa, Esatto. non bisogna provare solo il male, bisogna provare anche qualcosa che non è proprio il male. Poi sarà anche la scelta del giovane, insomma. Esatto. Sindaco Bisato, cosa dice sentendo questi giovani? Voglio proprio capire. Beh, io sono un credente, naturalmente pecco, nel senso che siamo non mi sento santo, sento però che la Chiesa può essere un punto di riferimento anche nell'impegno pubblico, almeno io l'ho sempre vissuto così. Poi devo dire, e in questo potrei anche essere, come dire, in controtendenza, la Chiesa di per sé, non la struttura Chiesa come edificio, ma l'entità Chiesa chiede un impegno personale non semplice, cioè nel senso che ci sferza anche, e invece noi tante volte ci rifacciamo al semplice rito. Cioè se noi ascoltiamo Papa Francesco ci sferza profondamente rispetto al nostro stare in società. Io non voglio buttarla in argomenti che sono difficili e che magari attengono ad altre serate di trasmissione, ma ci dice che ci siamo tutti uguali, al di là della differenza di colore della pelle, del fatto che siamo nati qui o che siamo nati in Africa o che siamo nati in Sud America. Allora questo ci impegna nella vita quotidiana, non solo nel momento del rito della domenica. Ci chiede sforzo nei confronti del nostro lavoro, del nostro confronto con la famiglia, con i figli, con i miei figli, con l'insegnamento che do a loro, rispettando questi valori etici che mi porto dentro da quello che mi hanno insegnato altri. Ecco, in questo sì, mi riconosco anche in quanto diceva Francesco, che potrei dire, come dire, ha più o meno l'età di forse qualche anno in più di mio figlio. C'è forse una presunzione di distacco, perché la Chiesa deve trovare strumenti nuovi per parlare alle nuove generazioni. I giovani però devono sapere che la fortuna che avevano le generazioni precedenti è che tante cose venivano date per scontate, ed era un bene anche, ed era un bene perché non ci si ponevano delle domande che sono legittime, che attengono al nostro essere adulti, adulti come credenti anche, ma se il 70% delle cose che ti vengono proposte tu le dai per scontate, qualche volta fai meno fatica e te le ritrovi date negli anni. Quindi i nonni, i genitori, se riescono a far questo, fanno una grande cosa, e riconosco che i nonni sono veramente molto importanti anche per la mia famiglia e per i miei figli. Mamma Deborah Gari, allora, rappresentante coordinamento genitori di questi istituti scolastici di Treviso, cosa vuole dire? Quanto è importante per lei aver trasmesso ai suoi figli questi valori che si sentono, perché vuol dire che sotto c'è la famiglia, il primo anello è la famiglia, sono i genitori che questi ragazzi amano in maniera viscerale. Vedrete la seconda parte, cosa vi farò vedere, e grazie a Deborah, cosa è riuscita a portare a Treviso e chi è riuscita a far parlare, cosa non semplice, perché questo trasmettere i figli, metterli di fronte alla realtà, anche cruda,
però lei ha avuto il coraggio di dire venite con vostra mamma, questa è la realtà, abbiate il coraggio di guardarla in faccia. Quello che mi sento di dire è che al giorno d'oggi purtroppo abbiamo delle istituzioni, senza nulla togliere al sindaco qui presenti, che operano in maniera molto lontana dalla popolazione, dai giovani, da chi ha i problemi reali e concreti, e hanno delle tempistiche troppo lunghe. In quel frangente può succedere di tutto. Può succedere che avvenga un suicidio, una separazione, come sentivamo prima, può essere che qualche ragazzo venga perso di vista, i genitori hanno dei pensieri che magari li distolgono dal loro dovere principale, che è quello di prestare attenzione ai propri figli, e lì secondo me dobbiamo riavvicinare queste distanze, no? E dobbiamo prenderci un po' il ruolo di essere attori della quotidianità anche nelle istituzioni. Io rappresento il Comitato Genitori del Riccati Luzzati, che lavora in coordinamento con altri istituti. Che sono istituti importanti scolastici di Treviso. Istituti pubblici di Treviso, l'Istituto Riccati, che è diventato da poco liceo economico, ha 1500 ragazzi, e siamo un gruppo di genitori che ha voglia di fare, che ha voglia di portare nella scuola i valori che trasmettiamo anche ai nostri figli a casa. Per cui ci siamo chiesti cosa potevamo fare qualcosa per i nostri ragazzi, per prevenire i disagi più profondi, che non sono solo la prevenzione della droga, ma sono anche e soprattutto la prevenzione della solitudine, perché è da lì che parte tutto. La solitudine a tutte le età è veramente un cancro della società. E se lo dice mamma Deborah vuol dire che qualcosa c'è sotto in questi genitori che non funziona. Quello che invece deve sempre funzionare ogni settimana è il nostro assegno. Guardate, anche questa settimana, pur di non dividere la famiglia, dove siamo ritornati. Queste persone qua secondo me bisogna tenerle proprio per mano. E allora tenendo per mano se riesce qualcosa, perché sennò se te che da solo un deo e no a mai sbrissa via. E cosa che avevo promesso a me, che se te facevi il bravo mi invece di aiutare ancora con la grande famiglia, perché non lavorando te e non lavorando io, quei spese che sei, ora siccome che te si sta bravo fin qua mi te a portare un altro aiuto per farti capire che non è che abbiamo fatto tanto per fare, ma che te siamo vicini, va bene? Ecco qua, allora adesso siamo da Sonia. A Sonia, va, stai vicino a sta donna, stai vicino a sta donna. Oh, là, vai, dai un bacio a sta donna. Cosa vorresti dire dopo aver passato tutto quello che ti ha passato? Adesso riveda Marcello che senti un'altra volta scommistiare a venire in qua. Cerco di mettere tutta fiducia che posso, perché dopo 38 anni ti permetti che un po' di... 38 anni? Sì, a maggio. No, ieri, 40 con i 2 anni di fidanzamento. Esatto, 40 anni. 40 anni che ti supporta, sì. 40 anni. Sì. Reciprocamente, dai. Grazie, però. È forte però. E adesso provo a sperare ancora. Voglio provare a sperare ancora, sì. Mi penso che io fino stavolta se fa ancora che ti enduro. Sì. Perché basta non stiamo motivando. Anche perché ho tentato di andare via, di abbandonarlo a se stesso, ma non lo so riuscire. Non so perché. Adesso cosa ho voluto dire, Sonia? Grazie. Ecco, questa è una famiglia che voi conoscete. Purtroppo il lavoro non c'è ancora per Marcello. Aveva iniziato un piccolo percorso da parenti, ma se il lavoro non gira non c'è niente da fare. Queste famiglie vanno sostenute, sennò, come ha detto Nicola, si dividono. Ecco, qui è una moglie diversa un po' forse dalla tua, ha saputo tenere un po' più duro, anche se posso garantire che ne ha passate. Guardate che lui ha fatto un periodo di disintossicazione, lo posso dire perché l'abbiamo fatto vedere, terribile, terribile, però è riuscito. Allora nel momento che uno riesce bisogna sostenerlo, perché è inutile riuscire a metterlo dentro un tunnel, tirarlo fuori e dopo lasciarlo. Meglio neanche iniziare. Siccome io inizio e finisco le cose e spero bene, voglio continuare a credere in questo uomo che ce la sta mettendo tutta per riuscire veramente a raggiungere quella luce che ancora non vede, che è il lavoro. Io spero tanto invece che arrivi questo reddito di cittadinanza, perché queste sono famiglie da aiutare, perché nessuno le aiuta, nessuno si fa sentire, non è stato come il sindaco Bisato che è stato veramente sempre sensibile, oppure ci telefoniamo quando abbiamo
un caso che veramente in due forse ce la facciamo, qui non si è fatto mai sentire nessuno nonostante il caso sia molto conosciuto, perciò io dico veramente delle volte vergogna, vergogna per qualcuno. Cosa vuoi aggiungere? No, niente, Nicola? volevo spezzare, anzi mia moglie non l'ha fatto, cioè è l'ansia che c'era in quella casa per questa spada di Damocle, diciamo, no? E abbiamo 3 figli e anche una sorella disabile che siamo riusciti a mettere in una comunità fortunatamente. E tornando e riallacciandomi al discorso anche della fede, io credo che in tutte le religioni ci deve essere un faro, un punto di riferimento, perché sennò siamo un po' sbandati in questo mare aperto, ma c'è molte persone che, anche parlo del mio caso, predicano bene e razzolano molto male. Diciamo, non sono un cristiano da premio Nobel per carità, però i comandamenti me li ricordo, ce n'è uno che è scritto non rubare e io mi sento derubato. Mi sento derubato della mia vita, della vita della mia famiglia, che avevo una garanzia, diciamo, no? Di un tetto, una garanzia per la famiglia, di quello che ha fatto mio padre a suo tempo, mio nonno e tutta la mia famiglia, insomma, ecco. Ascolta, io sono sicura che qualcuno della tua famiglia ti sta sentendo questa sera. Cosa vuoi dire? E niente, io vorrei, diciamo, fare aprire il cuore non alla mia famiglia che ce l'ha aperto nei miei confronti, cioè mi sento proprio che sono lì che, come si posso dire, non è facile perché sono molto emozionato. Non ti preoccupare. C'è qualcun altro che deve aprire il cuore, perché, ripeto, io non ho rubato niente. Vuoi quello che ti aspetta? Quello che mi spetta. La legge non l'ho inventata io, mi sono, diciamo, appoggiato alla legge. L'ho usucapita 5 volte quella casa, non una, 5 volte. E mi trovo... Ma secondo te è perché vogliono impossessarsi completamente della casa, di questo terreno circostante? Sì, perché... Come mai all'improvviso è successo questo? No, Spieghiamo abbiamo bene. fatto domanda noi di usucapione, perché sì, vabbè. Però come mai adesso arriva lo sfratto? Perché ci sono le scadenze, o vado in affitto a casa mia, o me la ricompro, o vado via. Cioè loro dicono noi siamo i proprietari, punto. Adesso le carte parleranno, i contratti, come dice giustamente anche il sindaco Alessandro Bisatto, se c'è anche un contratto verbale qualcosa ci sarà pure, ma non c'è niente, però qualcosa ci sarà. Quello che dico io non vale niente, chi dice da quel lato là sappiamo che è oro colato e sarà non lo anche trovo giusto. Oro colato, quello che è oro colato invece è il Banco Solidale, andiamo a vedere. Elvira, c'è parecchio lavoro anche a livello amministrativo, diciamo, per il BA. Direi proprio di sì, specialmente all'inizio dell'anno, perché dobbiamo intanto rendere conto come abbiamo speso il 5 per 1000 e poi dobbiamo fare le nuove iscrizioni anche delle persone dell'anno scorso, quindi abbiamo fatto i libri nuovi e abbiamo una novità quest'anno: per non spegazzare il cartellino abbiamo fatto un quaderno per chi ci chiede le bici, per quando le consegniamo, e oltre alle bici, le trapunte, le coperte, le cose per la scuola, che segniamo tutto per non dare sempre agli stessi, ma come si può dire, ma insomma darli bene, ben sì, distribuiti giustamente, ecco. Per il momento abbiamo dei quaderni provvisori, man mano che ci portano l'ISE li trascriviamo qui e facciamo il cartellino nuovo dove segniamo le presenze, dove segniamo tutto quello che c'è da scrivere, insomma. Tante donazioni anche questa settimana? Sì, tante donazioni anche questa settimana. Ieri è arrivato dal forno d'asolo del pane precotto che bisogna cucinarlo e della carne che abbiamo già confezionato e già gran parte l'abbiamo già data via. Poi è arrivato anche dello zucchero e del caffè, più anche un po' di pasta. E qui chi va ringraziato? Ecco, delle signore, ma che non vogliono farsi nominare, perciò delle signore che vengono sempre portati della roba qua da noi. E che preferiscono restare anonime? Sì, esatto, non vogliono che diciamo il loro nome.
Però non fanno mai mancare anche questi, chiamiamoli anche piccoli lussi, un caffè magari per chi non ha molte risorse, è una cosa importante che lo fa sentire anche meglio. Sì, bene, loro nel suo piccolo aiutano tantissime famiglie loro stesse, perché portandolo qua noi lo diamo gentilmente alle persone. Che succede allora? Niente, purtroppo con le medicine che prendo mi hanno dato la patente per i 10 chilometri, adesso mi scade in maggio, io spero che almeno me la ridiano. Che significato ha la patente? La patente? Beh, caspita, una si sente viva. Senza patente è morta, io giravo dappertutto, tutta l'Italia, all'estero, dappertutto, e senza patente proprio le mie amicizie poi erano tutte lontane, mi sono ritrovata veramente disastrata. Come minimo avrò perso 10 anni di vita senza patente. Quindi insomma la sua speranza è che non ci sia un problema. Ah sì, io spero proprio che almeno il minimo me lo lasciino. Avete visto la nostra principessa, dalle stelle alle stalle. Questa era una persona che stava non bene di più. All'improvviso è crollato tutto, è rimasta vedova, l'azienda è sparita, non aveva più niente ed è il Banco Solidale. Però questa donna che aveva tantissimo ha avuto il coraggio di avvicinarsi, noi l'abbiamo sostenuta perché non è facile, per chi che ha avuto tanto, perché uno che non ha avuto mai niente il discorso può anche cambiare, ma uno che ha vissuto una vita nell'agiatezza, pensate a voi diventare vecchia e non trovare più niente neanche da mangiare, è una cosa terribile. Per lei la patente è una cosa di vita, guai. Mi ricordo quei giorni che non ce l'aveva, era uno strazio vederla arrivare, qualcuno l'accompagnava sotto nostro sollecito perché lei aveva bisogno di uscire da quella casa. Perciò delle volte veramente mi domando quante cose si potrebbero fare tutti assieme, ma quante cose fa la grande famiglia. È arrivata questa al Banco Solidale, ringrazio tantissimo Simone, come ringrazio per la pasta e per il caffè e per lo zucchero Italia e Vittoria, uso questi due nomi, anche se loro non vogliono, ma tanto sono due nomi a caso, loro sanno a chi mi rivolgo, grazie veramente, grazie a Forno d'Asolo, grazie al panificio Sozza, grazie a tutti quelli che portano sempre continuamente tutte le cose e grazie a Simone che questa settimana è venuto martedì al banco e ha portato 200 euro, guardate, perciò grazie veramente di tutto perché ogni settimana io riesco a gestire queste cose, questi soldi, questi contributi per aiutare le famiglie come avete visto Marcellino e sua moglie Sonia che purtroppo non avendo lavoro cosa fanno? Dove li mettiamo? Cosa devono fare? Il sindaco non si fa sentire, servizi sociali men che... Ma il sindaco Bisotto, ma mi scusa, no perché adesso veramente mi rabbio. Posso rispondere per tutti? E poi risponda però, ma dico in generale, ma il sindaco non è responsabile della salute dei suoi cittadini? Sì. In questo caso sono anche anziani, possibile che non possa arrivare una telefonata? Guarda, io assolutamente non mi sento di entrare nelle vicende d'altri. Io dico, un po' ricollegandomi anche con l'intervento che faceva la signora prima, indirettamente, cioè sulla distanza tra le istituzioni e il popolo, i cittadini. È vero, può essere anche colpa dei rappresentanti, e io non voglio difendere il ceto politico, ci mancherebbe, però è venuto anche a mancare quelle cinghie di trasmissione, quelle maglie che tenevano insieme la nostra società. Perché sono in parte anche le parrocchie che segnalano il caso, che sanno in realtà quanta necessità c'è, la parrocchia, la struttura di volontariato, i servizi, cioè tutti mettono un pezzettino per fare un muro, perché altrimenti pensare che solo il pubblico riesca a far fronte a tutte le necessità è improponibile. La povertà, anche qua non voglio farne una cosa politica, ma la povertà non si elimina per decreto, anche se si vorrebbe. Vuole parlare del reddito di cittadinanza? No, nel senso che il reddito di cittadinanza o il REI o il reddito di inclusione va
veramente nelle situazioni più difficili, ma poi c'è un grigio tra il bianco e il nero. Cioè io, anche con i miei colleghi di lavoro, quando non ero ancora in aspettativa da sindaco, mi chiedevano, ma io dico che ci sono le nuance del grigio, non c'è mai il nero e il bianco e il nero, oppure ci sarà qualche caso, ma poi in realtà è un mischiarsi di situazioni. Allora la vera capacità di stare dentro quegli interstizi della società è più facile obiettivamente nelle realtà medio-piccole, diventa alienante e difficile nelle realtà più grandi, perché lì obiettivamente serve una struttura, e la struttura lo fa per lavoro, lo fa per passione, ma poi si ferma alle 6 del pomeriggio. Però la struttura, scusi sindaco, come ha fatto lei, delle volte si alza il telefono e dice io sono in difficoltà, sì, però guarda, mi può aiutare, possiamo darci una mano, possiamo fare rete, possiamo assieme aiutare questa persona. Perché tutti non lo fanno? Perché se lo fa qualcun altro e non lo faccio io, diventi visibile tu e non io. Io mi sento veramente, non mi sento di giudicare, perché probabilmente anche nel mio paese ci sarà magari una situazione che io non ho saputo gestire o di cui non ho avuto notizia. Magari adesso, guardando la TV, si recriminerà sull'intervento che abbiamo fatto per quella famiglia, quando invece poteva essere la sua. Io non mi sento mai di giudicare, io dico che un lavoro di prossimità fatto da tanti e non lasciato solo alle istituzioni ottiene l'obiettivo di risolvere i problemi. Se pensiamo che o un po' tutto ti debba cadere dall'alto, o che invece al contrario possano tutto dal basso, invece no, è un mix, è quel grigio di cui si diceva prima. Allora tante grazie a chi anche in questa società difficile fa qualcosa perché i nostri figli crescano con dei valori di riferimento, però sentiamoci tutti, e qua mi rendo conto che esprimo il mio punto di vista, sentiamoci tutti parte di un unico mondo e non dividiamo tra poveri e più poveri. Deborah Gari, cosa vuole rispondere al sindaco? Sono molto d'accordo, perché la differenza tra una società includente e una società escludente la fa la rete che c'è attorno. Dobbiamo essere, come diceva il sindaco, una maglia unica, no? E dobbiamo prenderci carico di qualsiasi situazione vediamo intorno, anche nei nostri vicini di casa. Purtroppo l'autoreferenzialismo, l'egoismo, il chiudersi dentro le case, l'iperconnessione dei telefonini ci porta a essere sempre più centrati nella nostra famiglia, nel nostro piccolo, nel nostro io come persona, e perdiamo di vista tutto mio, solo mio. Perdiamo di vista i figli, i nipoti, i cugini, gli amici, il paese, la parrocchia, per esempio, che è una delle reti, e la società in genere. Quindi essere veramente artefici della nostra vita, della nostra comunità, secondo me fa la differenza. Cosa vuoi dire, Francesco? Io sono d'accordissimo, concordo con mia mamma e col sindaco. Anche secondo me c'è questo distanziarsi dal prossimo, evitare spesso di instaurare connessioni anche solamente verbali per conoscenza, è diventato veramente complicato, soprattutto per noi ragazzi che spesso siamo visti come la parte traballante della società. E nulla, mi sento di dire che, d'accordo con loro, bisogna avere un'unione generale da parte di tutti quanti, dei figli, dei genitori, delle istituzioni, questo. Ascolta Francesco, quanto è importante avere la famiglia, sapere di tornare a casa e di avere una famiglia, un sostegno, dei genitori che ti guardano negli occhi, che non ti chiedono hai messo a posto la stanza, maledetta sta stanza che deve essere sempre in ordine, sempre a posto, deve essere vostra e basta, a mio avviso, naturalmente controllata perché siete più furbi che santi, però un po' di libertà dovete averla. Cosa vuoi dire? A mio parere è importantissimo, è essenziale avere una famiglia che ti accoglie, ti vuole bene, ti avvicino, sempre non esagerando, per me è sacrosanto.
Cosa vuol dire non esagerare per un ragazzo? Avere proprio questi genitori sempre sopra? Cosa vuol dire? Spiega bene, che dobbiamo capirvi, che è difficile capirvi. Non esagerare per me significa non inserirsi troppo nei, tra virgolette, affari dei ragazzi. Chiaro, le domande sono lecite. Come stai, cosa fai, dove vai, per esempio. È normale che, certo, è normale che un genitore si domandi cosa fa, dove va il figlio, chi frequenta. È chiaro, però non tirare troppo la cinghia o spingere troppo la mano su magari degli argomenti del quale non si ha intenzione di parlare con i propri genitori, perché si ha magari più confidenza con un caro amico. Cioè, ad esempio il sesso con i genitori, fate fatica. Magari è evitabile. È evitabile, vero? Il mondo va avanti, però rimaniamo sempre là, cioè non c'è niente da fare. I discorsi sono sempre quelli, esclusivamente quelli, rigorosamente quelli, perché il sesso va parlato, secondo me, con i giovani. Perché? Perché è una cosa vostra, che vi appartiene, e dovete fare le vostre esperienze, nel bene e nel male, però anche voi senza esagerare, ed è qui che deve intervenire la famiglia per capire se ha un ragazzo abbastanza sufficientemente, diciamo, adulto e maturo o se ha ancora un bambino nonostante i 20 anni. Cosa dice mamma Deborah? Dico che non è semplice esserci quando vogliono loro, però si impara, no? Si impara che quando cominciano a parlare non c'è altra cosa più importante che star lì con loro, e si impara che quando chiudono la porta si dice vabbè, ne riparleremo domani. Mai mollare, no? Mai mollare. Mai mollare. Ma quando tua mamma ti ha messo di fronte alla realtà, io so, quella volta a Feltre, poi vedrete cosa vi farò sentire, vedere, grazie, ripeto, a Deborah. Io so che voi non volevate uscire dalla macchina e vostra mamma ha detto: siamo qua, fa freddo, o rimanete in macchina, è freddo, o entrate, decidete voi. Perché è una mamma che sa dare le regole. Convinta e sicura, sì, sì. Cosa avete pensato quella sera? Ma dove me la portava mamma stasera? Allora, all'inizio sì, un po', perché andavamo distanti. Per l'amore di Dio, Feltre la conosciamo perché i nostri nonni hanno una casa lì vicino, Villa Bruna, e abbiamo detto ma cosa ci stiamo venendo a fare qui, ascoltare chi e cosa. Dopodiché abbiamo deciso insieme di entrare in sala e ascoltare questo signore che aveva molto da dire e lo diceva con una forza particolare, un modo di spiegazione tutto suo che veramente mi ha fatto rimanere di sasso. E soprattutto è entrato nei vostri cuori. Assolutamente. Ecco, è stata una cosa, adesso la sentirete, finiremo la prima parte perché la seconda parte l'ho lasciata proprio a questo percorso terribile di due genitori, questo papà Gianpietro che ha perso questo figlio adorato e questa mamma che è riuscita a bloccare in tempo, ma con una fatica enorme, suo figlio dalla droga. Come sei venuta a conoscenza di questa cosa, Deborah? Allora, da mamma mi approcciavo all'adolescenza dei miei figli che, come per incanto, quando superano i 14 anni ti mettono un muro davanti, e capivo che non c'era più possibilità di parlare come c'era stato fino a quel momento, e mi sono molto preoccupata perché da mamma un po' ansiosa pensi sempre alle cose peggiori, cose che invece in realtà poi non c'erano. Però per cercare di dare una risposta a tutto questo mi sono messa nei loro canali, nei loro strumenti, e viaggiando nei social sono venuta a conoscenza di questo grandissimo uomo, di questa persona meravigliosa che sta dedicando la sua vita a ricreare il collegamento, il dialogo tra i genitori e i figli. E qui ci fermiamo, adesso sei pronto con la seconda canzone? Certo. Eugenio è pronto? Non perdetevi la seconda parte, rimanete sempre con noi, Rete Veneta, canale 18, perché sentirete con le vostre orecchie cosa può riuscire a fare un genitore. Prego Eugenio. C'è chi prende e va, non ritorna, c'è chi ancora vive in un sogno. Io che voglio bene a tutti quanti, forse sbaglio, ma mi piace farlo. Il coraggio non ha prezzo se sta nel
palmo della mano di una donna e la sua semplicità, istinto allo stato puro. Mi trovo ancora qui, fermo ancora qui, nel nostro traffico d'amore. Nei tuoi occhi trovo la voglia di ritornare bambina, senza uscire dal nostro traffico d'amore. Vorrei portarti il cielo assieme a tutti i suoi gioielli che sia giorno o notte, e prendermi cura del nostro amore in questo mondo di carta un po' fragile come noi. Ma il coraggio non ha prezzo se sta nel palmo della mano di una mamma, e la tua semplicità, istinto allo stato puro. Mi trovo ancora qui, fermo ancora qui, nel nostro traffico d'amore. Nei tuoi occhi trovo la voglia di ritornare bambina, senza uscire dal nostro traffico d'amore. Mi trovo ancora qui, fermo ancora qui, nel nostro traffico d'amore. Nei tuoi occhi trovo la voglia di ritornare bambina, senza uscire dal nostro traffico d'amore. Bravissimo, bravissimo Eugenio, però prima di concludere la prima parte, ma chi sei? Perché scrivi le canzoni? Dillo! Io sono un autore, sono nato in Moldavia, vengo da Vicenza, lo faccio di mestiere. Posso già annunciare una cosa? Sì. Molto importante e significativa per me. 2 anni fa ho scritto una canzone che parla di mia mamma, del mio rapporto con mia mamma, ed è una canzone molto significativa e importante per me. E l'8 di febbraio uscirà il nuovo album di Anna Tatangelo, e all'interno c'è appunto questa canzone. Avete sentito che abbiamo oggi? No? Un cantautore qualunque. Allora noi ci avviamo alla prima parte, alla chiusura della prima parte. Non cambiate canale, rimanete con noi perché sarà una seconda parte da fiato sospeso. A tra pochissimo!